Ciao dalla casa delle farfalle. Anche oggi siamo qui con i nostri animali e vi faccio vedere, vi presento un animale anche questa volta particolare. Vabbè, non lo dico più, sì, lo dirò sempre, comunque sono tutti particolari. Questo è un animale che normalmente non viene molto apprezzato dagli umani perché è una blatta comunemente chiamata scarafaggio. Si chiama Luciormetica. Questa specie veniva anche un tempo chiamata blatta luminosa. C'erano delle testimonianze che dicevano che di notte nella foresta queste blatte emettevano luce. Per cui immaginate l'interesse dei naturalisti, mio compreso. Siamo riusciti a trovare degli esemplari di questa specie e li alleviamo ormai da diversi anni. Sono molto facili da allevare perché in realtà gli scarafaggi sono animali facili da allevare perché mangiano un po' di tutto, anche questa specie. Però alla fine abbiamo visto che non è per nulla luminosa di notte. Qualcuno ha anche detto, ma è luminosa perché mangia dei funghi luminosi che vivono nella foresta dell'Amazzonia. In realtà esistono funghi luminosi, io ho avuto anche la fortuna di vederne qualcuno in foresta, però è un'informazione che non è confermata, quindi finché la scienza non ci dice sì, lo abbiamo dimostrato, facciamo che rimangono solo chiacchiere, però sarebbe bello se alla fine gli esemplari selvatici di questa specie fossero veramente luminosi. Comunque quello che vedete qua ha queste due macchie arancioni che vengono chiamate lanterne, proprio perché si pensava che fossero queste luminose di notte. Queste due macchie arancioni che vedete vicino alla testa, poco sopra la testa, ci fanno capire che questo è un esemplare maschio, perché solo i maschi hanno queste due grandi macchie arancioni. Qual è la funzione di queste macchie? È stato studiato e dimostrato questa volta che le femmine preferiscono i maschi con le macchie più arancioni, più rosse, perché ogni tanto si trovano maschi che hanno queste due lanterne di colore più chiaro, quasi bianco. Alla fine si è capito che queste macchie arancioni sono dovute a un pigmento che questi animali ricavano da ciò di cui si nutrono. Sono i carotenoidi. Anche noi quando mangiamo carote assumiamo più carotenoidi. Le femmine preferiscono i maschi che hanno mangiato più carotenoidi. Ma perché? Perché di fatto i carotenoidi sono delle sostanze utili, hanno delle proprietà antiossidanti, insomma un animale che dimostra di aver mangiato tanti carotenoidi ci dice anche che probabilmente è un animale sano e forte, per questo le femmine lo preferiscono. Io e questa blatta vi salutiamo, ma in realtà potrei anche farvi vedere una femmina, così potete vedere la differenza tra il maschio e la femmina. Aspetta un attimo, eccola qua. Come vedete la femmina non ha alcuna lanterna, perché il maschio non interessa. È sempre la femmina che sceglie in queste specie, è una cosa molto diffusa tra gli animali, anche se non è sempre così. Comunque, per questi scarafaggi e per noi umani, sì, è proprio così. Grazie per averci seguito, alla prossima.